Siamo tornati a San Polo di Piave, precisamente nella località di Rai, dove tutt'oggi esistono i resti di un'antica torre medievale dei Caminesi, ricca di storia e di vicende. E naturalmente anche qui non potrà mancare il nostro viaggio nelle osterie. Bentornata Ida. Grazie Vinicio. Eccola qua la nostra Torre dei Caminesi. Per secoli Vinicio si è discusso sull'origine di questa torre. Gli storici si sono equamente suddivisi sulle origini romane oppure medievali di questa torre. Solo di recente è stato ritrovato un fascicolo che riguarda un atto di un processo svoltosi a Treviso nel 1305 in cui la causa era proprio l'eredità della torre. Cosa succedeva in questa torre? Questa torre non è altro che l'abitazione di due sposi che per sicurezza, invece di essere sviluppata in orizzontale come si fa oggi, è sviluppata in verticale, 4 piani con un bel vedere sopra in cima alla torre. Sì, e in questo posto magico si parla di effetti speciali e difatti si racconta che nelle notti di plenilunio vedevano passare il diavolo da queste parti che appoggiava un piede sulla torre e l'altro lo appoggiava sul campanile della chiesetta del Carmine. E dai bagolari dell'antica torre caminese passiamo all'antica osteria I Bagolari, proprio a 2 passi da qui. Eccola qua la nostra compagnia, con il signor Giancarlo Vettorello, proprietario dell'osteria Il Bagolaro. Le origini di questa antica osteria, signor Giancarlo? Le origini, allora questo locale, proprio la struttura è del 1908 ed è stata fatta per fare l'osteria e la casa di famiglia, insomma questo piccolo luogo, da mio nonno. Però l'origine, diciamo, dell'attività, quello di cui siamo sicuri è che risale circa al 1850. Perché abbiamo una licenza di tabacchi austro-ungarica e quindi insomma prima dell'unità d'Italia in quegli anni lì. 1850? Sì, credo fosse il bisnonno. Ah beh sì, sicuramente, assolutamente sì. Mi ricordo che qui si vendevano anche i pennini una volta, i pennini quelli più lunghi, quelli più corti. Per scrivere? I quaderni per scrivere, perché c'era la scuola elementare, no? E quindi serviva anche per questa funzione. Ma c'era anche una cosa particolare qui in questo posto. C'era la cabina telefonica, il punto telefonico, chiamatelo come credete. Arrivava la telefonata. Vittorino, che era il nome dell'esercente, andava a chiamare il papà, che si chiamava Cencio, che abita a 1 chilometro di distanza. Allora Vittorino partiva in bicicletta, andava da Cencio. Quando arrivava a casa da Cencio, e Cencio non era a casa, era nei campi, aveva la voce Cencio, e Cencio arrivava a casa, da casa arrivava qua e qua riceveva poi la telefonata che era stata prenotata. Quindi per una telefonata che vuole circa un'oretta, insomma, una cosa del genere, di più, perché poi c'era anche l'attesa, insomma. Eccola la Doris con i nostri cicchetti, le nostre piccole porzioni. Allora, e questi qua cosa mangiamo? Abbiamo il musetto, sì, col creme fresco a scaglie, le polpette, buone ciò. E poi? i crostini con lo speck di Falcade. E qui questo tipo di vino? Il vino è un vino della zona, che è della cantina Bonotto, qua di Rai, un merlot molto buono. Sindaco, cosa dici? Beviamo un buon bicchiere di vino? Beh, direi che non si può rinunciare a questo tipo di aperitivo. E poi vicino al caldo di una cucina economica, sai che mi sono divertita anche a sentire raccontare ciò che succedeva qui una volta. Respirare la storia all'interno di questi luoghi è davvero romantico ed affascinante. E infatti è quello che
vivono quotidianamente, i nostri concittadini che frequentano questi luoghi, ma anche chi arriva da fuori e che ha la possibilità di respirare e vedere appunto con gli occhi quello che il tempo ha lasciato. E adesso Ida ti accompagno in una strada particolare che ci porterà in un altro luogo di San Polo di Piave. E sono curiosa proprio di vedere. Il nostro viaggio continua, ci spostiamo dalla località di Rai alla trattoria La Calandra, ma dove ci troviamo qui? Da Rai, per giungere in questo luogo, abbiamo percorso un'antica ungaresca, quelle strade che scendevano dalla nostra pedemontana e andavano a intercettare i guadi sul Piave per proseguire poi verso Treviso o Venezia. Ecco, La Calandra sorge proprio su un incrocio di queste antiche strade e con un nome ben preciso questa strada si chiamava la Cornadella Rai. Cornadella, che è ancora un toponimo attuale di San Polo, significava proprio anche il passaggio di greggi e di animali con le corna. Hai visto che il tempo è cambiato? Le ultime 2-3 ore nel nostro viaggio del sole, certo. Abbiamo la pioggia, ma come mai? Perché qui i barometri una volta non erano mica i barometri di oggi. Andiamo a vederne uno, entriamo dai. Certo. L'osteria racchiude, Vinicio, anche queste tradizioni popolari, come il barometro a corda. Certo, e dobbiamo dire che questa è una corda magica per darci tutte queste indicazioni che ravvivano l'ambiente e mantengono le tradizioni nella più schietta allegria dell'ambiente. Antiche sono anche le tradizioni per i nostri piatti popolari, diversi sicuramente da quello che ci hanno offerto nelle altre trattorie. Allora, siete curiosi? Andiamo a vedere. Benvenuta Ida. Oh, mamma Tanti sono mia, i piatti grazie. tradizionali del posto, ma io ve ne ho preparato due particolari, che non si mangiano tutti i giorni in tavola. E cosa ci fai assaporare oggi? Allora, oggi vi faccio assaggiare la lepre con la peverada e la mussa con la polenta, che non sono piatti molto... Cosa vuol dire la lepre con la peverada? La lepre peverada è preparata con una salsa particolare. Intanto bisogna mettere a marinare la lepre con tutti i suoi aromi, almeno una notte intera. E dopo la peverada è fatta con i fegatini, le salamelle, un po' di... La peverada sarebbe praticamente il contorno, sarebbe il sugo che viene... Il sugo che condisce la lepre. E invece questo Invece tipo quella di piatto? è la mussa, è sempre uno spezzatino di mussa, una carne particolare. Questi erano i piatti che si mangiavano, si può volta. dire, una volta, piatti semplici ma Esatto. molto gustosi. E voi avete ripreso le antiche ricette di questa trattoria che veramente si perde nella notte dei tempi. Perfetto, grazie. Questo è sempre stato un luogo di passaggio dedicato al culto della chiesa di San Giorgio, ma anche luogo di aggregazione del borgo. Vero, sindaco? Sì, certo Ida. Questo è un luogo appunto, come hai detto giustamente, di aggregazione anche storica. Qui in questo borgo, nella borgata di San Giorgio, c'è una ricorrenza che dura ormai da più di 100 anni, che riguarda la festa di Capifamiglia, che viene celebrata il giorno di San Martino, che è l'11 di novembre, e tutti i capifamiglia si riuniscono e pranzano insieme. Questa appunto deriva da una tradizione dell'antichità, quando appunto in queste aree c'era la mezzadria e quindi l'11 di novembre era la data della chiusura dell'anno agricolo. Ma cosa ci servirà all'Osteria Bonamaria? Sì, proprio questi prodotti di un tempo. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, benvenuta. Grazie. Eccolo qua, il piatto tipico che si mangiava in queste zone ancora 100 anni fa. È il musetto, sì, per noi il musetto, ma per i nostri telespettatori che cos'è? È il cotechino, famosissimo cotechino. Buonissimo poi, che poi per essere buono da noi si dice che deve pettare, vero? Effettivamente, sì, dovrebbe appunto pettare le dita, quindi appiccicare le dita. Non solo asparagi, ma anche le vostre verdure della vostra azienda agricola. Perché riusciamo, grazie alla serra che abbiamo installato nei nostri campi, anche a produrre delle verdure, tipo il finocchio, il cavolfiore, il basilico, il
comunque fatte in casa, ovviamente genuine. Diciamo che voi siete specializzati in due prodotti particolari. Un prodotto prettamente primaverile estivo e un prodotto prettamente invernale. Ma torniamo al musetto. Eccolo qua, che è da aspettare. Sentiamo un attimo, Adesso io vi faccio capire una cosa. Che è buonissimo, ma mi manca qualcosa di piccante, sindaco. Oh, ecco, ci eravamo dimenticati. Sì, perché il musetto, vedete, eccolo qua, va mangiato assolutamente, tassativamente con il crema, un creme bianco così, naturalmente fatto da voi. Che cos'è un creme? Il creme non è altro che una salsa che viene prodotta con la radice del rafano. Che buono. Piccante ma molto profumato anche. Molto, quindi? E va ad equilibrare appunto la grassezza del musetto e della carne di maiale. Usciamo dall'ultima osteria di San Polo di Piave e di fronte a noi troviamo la piccola chiesa di San Giorgio, una chicca di questo territorio. Una piccola chiesa, sì, ma detentrice di grandi tesori. Dalla convivialità dell'osteria passiamo alla convivialità dell'ultima cena. Ci troviamo in un luogo di culto veramente molto, molto antico, probabilmente addirittura precristiano, vero Vinicio? Nel 1974, durante degli scavi all'esterno di questa chiesetta, fu ritrovato un sarcofago che gli archeologi hanno collocato tra la metà del III e la metà del IV secolo. Questo sarcofago restaurato è stato collocato come nuovo sostegno per l'altare nel momento della riforma liturgica nella quale il sacerdote si gira verso il popolo. Questo sarcofago probabilmente ci dice che questo è un luogo di culto precristiano e che è stato convertito poi al cristianesimo col diffondersi della nuova religione, soprattutto per preservare la sacralità dell'area cimiteriale esistente già allora all'intorno di questo sito. Eccolo l'affresco dell'ultima cena. Sì, un affresco caratterizzato dalla presenza di gamberi, che non è poi così raro, Vinicio. L'interpretazione di cosa rappresenti il gambero sulla tavola dell'ultima cena offre lo spunto per gli studiosi di tante interpretazioni, perché ancora al giorno d'oggi non sappiamo effettivamente cosa rappresenti, cosa significhi in una spiegazione razionale e scientifica. Ecco, il messaggio più immediato per quei popolani che frequentavano questa chiesa a partire dal 1466, quando fu realizzato questo ciclo di affreschi, era un modo per immedesimarsi alla mensa del Cristo. Cioè anche loro, durante l'osservanza dell'astinenza dalle carni, durante la Quaresima oppure la Settimana Santa, mangiavano i gamberi come gli apostoli su questa tavola. È un gambero che è stato cucinato perché è di colore rosso e prelude, insieme al colore rosso di tutte le vesti degli apostoli, alla passione e morte del Cristo. Ma nello stesso tempo, nella sua muta ciclica primaverile, nella quale rinasce a vita nuova, con un nuovo carapace, sta anche a significare la risurrezione del Cristo. Storia, convivialità, arte, enogastronomia. Il nostro viaggio, se volete, inizia da qui, nei nostri territori, che sono scrigno di eccellenze tutte da scoprire. E grazie, gentili telespettatori, di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Io vi do appuntamento la prossima settimana con il nuovo viaggio di itinerari. Buona serata.